Buongiorno, io sono Clara Zamparo del ristorante Giangio e Micla in Piazzale Chiavri, Udine, e oggi presentiamo un piatto un po' innovativo e particolare con l'ingrediente principale che è una seppia. Il piatto si chiama maccheroncini di seppia con verdure e grano quinoa. Abbiamo come ingrediente principale appunto la seppia che viene tagliata in piccoli pezzi e incisa con un coltello affilato in maniera da creare un effetto quasi proprio a maccheroncino. Quando poi andremo a cuocerla si vedrà questa forma particolare. Abbiamo come altri ingredienti prezzemolo, aglio, pomodoro, carote, zucchine e fagiolini. Come condimento, oltre ai classici condimenti sale, pepe e olio, utilizzeremo anche questo impasto di grano, che è un grano quinoa asiatico, condito con salsa di soia, sale, pepe e olio, profumato all'aglio e dell'aceto balsamico. Procediamo con il condimento effettivo per i maccheroncini di seppia, prendendo del prezzemolo tritato, dell'aglio fresco e la nostra seppia. Per una porzione abbiamo 100 g di seppia tagliati in bocconcini, del sale, pepe macinato fresco e dell'olio d'oliva extravergine. Mescoliamo il tutto in maniera tale che la seppia nei suoi tagli precedentemente fatti assorba il condimento e poi rilascerà i suoi sapori durante la cottura. La prima base è pronta, la lasciamo in parte proprio perché si insaporisca e andiamo a preparare l'altra metà del nostro piatto, che sono appunto le verdure. Quindi partiremo con del pomodoro a bastoncino, delle carote. L'effetto cromatico è molto interessante perché abbiamo un bel rosso, aggiungiamo delle zucchine anche, quindi abbiamo il verde, poi avremo il bianco della seppia, aggiungiamo i fagiolini e sempre del prezzemolo tritato, ma in questo caso ne metteremo di meno. Appena un po' d'olio d'oliva, mescoliamo un po'. Ecco, ora abbiamo le nostre basi pronte e possiamo andare al fuoco. Andiamo a cuocere la nostra seppia. La pentola deve essere particolarmente calda. Iniziamo con i pezzettini di seppia. Quando la seppia inizia, come si può notare, ad arricciarsi, allora possiamo aggiungere le nostre verdure che abbiamo precedentemente condito. A questo punto la cottura è ultimata. Ora andremo a impiattare la nostra seppia partendo con alcuni pezzetti di seppia. Concludiamo con le verdure. Lasciamo pure i pezzi d'aglio che danno grinta e sapore alla nostra seppia. Del prezzemolo tritato. Ripassiamo con il nostro condimento di grano quinoa leggermente sopra e qualcosa in giro. Guarniamo con una cialda fatta con del miglio soffiato e del nero di seppia, qualche erbetta fresca come del finocchietto selvatico
e un ciuffetto di menta e il piatto è pronto. Abbiamo il nostro piatto finito, i nostri maccheroncini di seppia con grano quinoa e verdure che possiamo accompagnare con un buon calice di vino bianco.